Splendido, e stiamo nel letto noi. Vabbè, ecco qua, stiamo all'ospedale Giovanni da Procida. Vediamo se arriva qualcuno. Oggi il tempo è davvero bellissimo. Peccato non potermi alzare perché si vede il mare, quindi non si può. Ecco qua il nome Melchiorre, quindi l'hanno pure staccato perché era troppo lungo. Quindi qua fa caldo ragazzi, quindi deve arrivare il famoso Burian, ma io perlomeno qua fa caldo proprio, quindi oggi è stata una giornata proprio pazzesca, bel tempo, veramente. Flash, fortunatamente ci stiamo riprendendo da questo Covid-19 che mi stava quasi portando dall'altra parte, diciamo così, va. Ciao Ale, stiamo riprendendoci ragazzi, quindi è stata una botta proprio. Certo, ciao Ale 7, sì, sì, è stata una botta proprio esagerata, quindi in 2 giorni non si è capito nulla, quindi mi è arrivata la positività, poi in 2 giorni non ho capito nulla, quindi è stato tremendo, quindi fate massima attenzione ragazzi perché non è un gioco, quindi ve lo dice uno che se la sta vedendo ancora nera, eh? Quindi non scherzate, mascherina, e se potete fare a meno, fate a meno, quindi non guardate quelli che stanno a casa, non guardate quelli che sono asintomatici, perché ripeto, può andare bene e può andare male, mo? La fortuna poi, vedi, tutta la mia famiglia, ringrazio Dio. Ciao Eufrasia, tutto bene? Spero di sì, quindi non guardate a chi sta bene, c'ha il virus e sta a casa, perché qua ragazzi è pieno, dove sto io qua il reparto è pieno, quindi un macello proprio ragazzi. Quindi noi guardiamo solo quelli che stanno a casa, ad esempio, no? Ma qua in ospedale è pieno, qua è da Procida, poi sta Leonardo, non ne parliamo proprio. Quindi mascherina FBB2, quella chirurgica ragazzi non va bene, ve lo dico, me l'ha detto il dottore. Ciao Domitilla, buon... Ciao Giampaola, quindi mi raccomando alla mascherina ragazzi, quella chirurgica da 50 centesimi non serve a nulla. Quindi quella lì che protegge di più è la FBB2, quindi comprate quella lì. Grazie Domiti. Diciamo che ci stava quasi portando dall'altra parte il Covid, però fortunatamente Dio è grande e mi ha tirato con i capelli, anche se come dice Avvocatella che c'è i capelli, come ti ha tirato con i capelli? E mi ha tirato di lunghi o corti, è tirato lo stesso. E ragazzi, sto qui da 15 giorni già. Penso che avete visto che video non è che ne faccio più di tanto, ogni tanto. Domiti, ma io l'ho vista brutto proprio, eh. Sono arrivato al pronto soccorso combinato male male. Adesso mi sto riprendendo un po' alla volta, quindi sto migliorando, però inizialmente stavo proprio male. In effetti siamo entrati due ragazzi. Sì, sì, Ale, sì, grazie. Siamo entrati due ragazzi. Vi posso garantire, ragazzi, purtroppo l'altro ragazzo non ce l'ha fatta. Sapete quanti anni aveva? 40, era più piccolo di me.
Siamo entrati in due a pronto soccorso a San Leonardo. Io sono salito al piano, quello lì d'emergenza, e lui è andato in rianimazione. 40 anni, dopo 8 giorni è morto. Quindi vi posso assicurare, ragazzi, che qui si vede di tutto. Quindi non lo auguro a nessuno, neanche al mio peggior nemico. È una cosa veramente assurda la notte, ragazzi. Qui dove sto adesso è più normale perché è la bassa intensità, quindi qui è già chi sta migliorando. Ma dove stavo prima, terapia d'urgenza, lì faceva paura, ragazzi. La notte non si dormiva. Oh, frate, che? Sì, Giampaolo, lì la notte non si dormiva, lì. Sono stato 9 giorni lì, ho visto proprio i mostri. La notte chi piangeva, chi urlava, chi mancava il respiro e chi moriva. Quindi ti posso far capire che succedeva lì, l'inferno proprio. Quindi gente che passava da lì alla rianimazione. Te l'ho detto, la gente scrive su Facebook, voglio uscire, voglio andare qui, voglio andare lì. La gente non ha capito proprio nulla. Ma quando ti cacciano, speriamo a presto, Frangiù, però già faccio più stanturietto. E purtroppo dobbiamo riposare, riposo assoluto. Mamma mia. Però, ringrazio a lui, Padre Eterno, io sembra che il peggio è passato, quindi andiamo a migliorare, quindi un po' alla volta, perché giustamente, Ale, ma è lunga la degenza, quello è il problema, capì? Pure la mia famiglia è stata 20 giorni a casa positivo. Non fa fastidio, e che ti fanno l'analisi, che ti vedono là, prendi però. Ma no, secondo me, no, stavolta secondo me Domiti è venuto, secondo me è venuto direttamente un Padre Eterno qua. No, perché sto sdraiato e c'ho le cannucce nel naso, capì? Quindi diciamo, ancora un po' di ossigeno sto prendendo, perciò parlo così. Non senti l'affanno, tu senti il rumore dell'ossigeno. Io ho fatto il quarto, Ale, io. Io ho fatto il quarto positivo, quindi che fortuna, eh? Però che dobbiamo fare? Tengo questo ossigeno che non supporti più un naso, appicciando tutto un naso. Però, che ma fa voglio? E una guerra si combatte. Ah, una è pure bella per dire una cosa, fra stai dopo mare a casa, solo che non riesco a tu fare. Sto mare a casa, peccato che c'è sta labbra innanzi, non si riesce a fare. Ciao Antonio, qua è, meno male che è vuoto. Quindi stanza 2 ragazzi, vabbè sto a solo a me, così sono più quello. Sì, qua De Luca ha già detto di no, Giampaolo. De Luca ha detto che blinda tutto qua. Francesco ci perso 13 kg, ci perso a dieta. Allora portavo la XXL, ma porta XL e me la larga. E Anto ci stiamo riprendendo, che ma fa? Un po' alla volta ci riprendiamo. Quindi a finale e ci fatta la dieta pure voglio io. O Covid mi ha fatto sic sic, mi ha fatto. De Luca vuole la sputina. Sì, già detto che io ero tutte cose cardinale e San Valentino. Mo stavo leggendo un articolo sul cellulare e già l'ha detto.
Vabbè, ma fa buono. Sì, sì, sono dimagrito tanto, secondo me ho perso 12-13 kg, boh. Poi calcolo che qui si mangia proprio, non light. Il lupo magari, secondo me sta facendo un giro, avvocatello, bravo, tu Bosco. Si è mangiato lui. Chiama, fa. Wow, ragazzi, vi giuro, non ho mai desiderato farmi una doccia come a mo'. No, no, mi alzo un pochino, no, però mi siedo solo sulla sedia o sul letto. Lo so, oggi anche da me chiesa si festeggia la Madonna di Lourdes dove abito io. No, qua no, ando qua è proprio fa cavolo proprio oggi, qua. Belle cavolo, cavolo, cavolo. Oggi sono morto, cavolo, qua. Voi pensate ragazzi che io il primo giorno, neanche così parlando, non ci riuscivo, cioè parlavo, mi veniva l'affanno, pensate un poco. Solo parlare mi affannavo. Che bello, eh? Faccio 45 anni qua di... E che abbiamo fatto? Festeggia da procida, ragazzi. Festa in maschera, anzi, festa per l'ossigeno. Mamma mia. No, qua no, fa caldo proprio, a Salerno fa caldo. Domani arriva il famoso Burian, incomincia ad arrivare. Vabbè, voglio qua, ci stanno i termosifoni, quindi... Sì, sì, grazie Giampaola. Speriamo un'altra decina di giorni ce ne scimmera qua, Stingub. Certo, mai più. Mascherina, go go e a casa mia ero per questa storia. Io ho fatto sempre attenzione, ho fatto sempre massima attenzione, quindi non andrò più a casa di nessuno, l'ho giurato. Ho detto tutti a casa, ognuno a casa sua, finché non passa questa pandemia che è troppo. Grazie Ale. Quindi dopo questa disavventura mostruosa faccio casa e vado a fare la spesa una settimana. Poi ognuno a casa sua. Perché sinceramente gli altri non lo posso far ripetere la seconda volta. Quindi facciamo le videochiamate. Oggi YouTube al Covid. Se ne fanno? Madonna, che bella giornata, che dico? Guarda qua, che bella giornata, bella a fare una camminata, vabbè. Ma io mi accontentavo pure di stare a casa davanti al computer, eh. Invece stavamo qua dentro. Vedete l'ossigeno, eccolo qua, vedete? Fortunatamente ce l'ho basso, quindi ce l'ho a 3, quindi stiamo recuperando. Pensate che lo avevo a 70, quindi pensate un po' come stavo messo male. Avevo l'ossigeno a 70, però avevo il casco. Adesso ce l'ho a 3, quindi pensate che scalette che ho fatto. Grazie, Domiti. Quindi vedete la differenza, 70 e 3. Stavo quasi inguaiato, no, stavo inguaiato, non è stato... Sì, Francesco, si va a 70 con l'ossigeno, mo sto a 3, e ci migliorate proprio i parecchi. No, no, i parametri sono tutti ottimi. Ma dobbiamo aspettare, Francesco. Fortunatamente l'ossigeno sta a 97 col dito e 99 col sangue, quindi sta bene. Però giustamente dobbiamo curare il Covid che purtroppo sono uscito positivo un'altra volta. Lo so Giampaolo, prima o poi sperando che il Padre Eterno ci fa uscire, ok? Scheiße ma fa. Secondo me tiene ragione Francesco, Avvocatello si è mangiato lui. Avvocatello esce fuori, eh?
No, Eufrasia, figurati. Quello che mi sto ripiangendo io è farmi una doccia e la barba, proprio c'è una barba esagerata proprio che non ce la faccio. È una grande doccia che darei per fare una doccia, voglio con le sabbiettine umide non ce la faccio, la verità. Purtroppo dobbiamo stare nel letto. Spero che in questi giorni mi fanno camminare un po', così mi posso sciacquare almeno a pezzi. E mi devo fare la barba assolutamente che sei... Sì, sì, su Salerno. Sono un barbone proprio. Però che dobbiamo fare? Dobbiamo stare così. Purtroppo ogni tanto ci sediamo. Come adesso, vedete? Seduto sul letto. E aspettiamo. Eh sì, Ale, è normale. Vabbè, al nord ci sta comunque. Non è che non ci sia proprio. Ecco ragazzi, guardate, ho una barba esagerata. Sembra un barbone. Quindi guardate, ho fatto proprio la faccia proprio. Solo barba mi è rimasto. Quindi si combatte ragazzi, che mi fa? Purtroppo è dura, però. Bravo, in Liguria pure ci stavo male. Ma guardate pure qua ragazzi, eccolo lì il mare, vedi? Di fronte ci sta la lungomare. Poi qua invece no. Sì, stiamo ingoiati, dammi di là. La barba rossa rossa, ho i capelli neri e la barba rossa. Sì, sì, peccato è. Poi quando riuscirò a camminare ci andremo a vedere. Quindi dobbiamo solo rimetterci sta cosa che mi dà fastidio nelle orecchie qua da tanti giorni, un macello. Eccolo qua. Quindi come vedete è a 3. Prima stava a 70, vabbè questa arriva a 10 comunque. Quindi usavano un altro per me. Avvocatello secondo me si è mangiato lupo, veramente. Avvocatello. Basso Lazio può essere, però è difficile perché ha detto Sud proprio Italia. Però Basso Lazio può darsi pure. Vabbè, domani faccio un piccolo aggiornamento comunque. Vediamo un po' che dice se rimane così oppure no. Lì. Io ce l'ho a Tremo. A Roma è difficile, no? Non credo. Diciamo che a Roma no. Già Basso Lazio forse sì. Però Roma no. Vabbè, comunque faccio un aggiornamento, poi vediamo un po'. Domani vediamo che dicono, se rimane uguale oppure no. Così è più sicuro, quindi... Frosinone sì. Quindi Campania, Stazio Calabria, sì. Siamo a fare Sud Italia. Ah, tutte e due, Ale. Sì, la pizzica alla specialmente mo. Mangerei tutte e due, senza problemi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti e ci aggiorniamo ragazzi, quindi alla prossima, quindi ci sentiremo prossimamente sperando
che mi tolgono ste cose. Milano no, e anche tutte e tre, e fai buono. Vabbè ragazzi, vi saluto, ciao Giampaolo, ciao a tutti, ragazzi, e ci aggiorniamo.